Ragazzi, come potete vedere, guardate la confusione, indovinate dove siamo, ma soprattutto indovinate chi stiamo aspettando. Indovina, guardate tutti in attesa, di chi? Indovinate di chi? Indovinate. Una panoramica, vi faccio vedere, guardate la panoramica, vedete la panoramica che stanno aspettando? Lo saprete presto. Comunque non abbiamo mai fatto venire meno. È nostra intenzione comunque trovare delle soluzioni possibili perché possa ridursi il gap tra le precedenti tariffe regionali e quelle attualmente in atto con il decreto Balduzzi. È ovvio che noi abbiamo preso in considerazione, siamo sensibili alle richieste delle strutture di laboratorio, ma qualunque soluzione deve essere assolutamente concertata anche con il governo centrale, nella considerazione che qualunque altra differenza rispetto al tariffario nazionale implica un impegno di risorse a valere dei bilanci delle regioni, risorse che in questo momento chiaramente non sono disponibili. Per cui oggi pomeriggio avremo un altro incontro nel quale andremo a valutare queste proposte, di cui mi farò portavoce anche in seno al governo nazionale. Quello che vorrei precisare in questa vicenda è che è il disappunto che in qualche modo io ho sentito il bisogno di manifestare nella considerazione che la protesta, per quanto possa essere motivato o comunque mossa da ragioni delle strutture, non può certamente gravare sui cittadini. Per cui quello che mi auguro è che questa protesta venga meno per ridurre i disagi, soprattutto nell'erogazione di prestazioni che comunque sono a carico del servizio sanitario. Quello che non è corretto in ogni caso è far gravare queste prestazioni a carico dei cittadini, anche perché si tratta di prestazioni regolarmente remunerate a carico del servizio sanitario. Sono nelle aree ad alto rischio ambientale, da Gela, Milazzo, Priolo, ci sono alti tassi di mortalità per tumori, si parla anche di dati che voi avete sui bambini, un aumento quindi di mortalità. Il suo assessorato come intende affrontare questa problematica? Allora, il mio assessorato insieme con l'assessorato all'ambiente ha istituito una commissione interassessoriale, una task force per esaminare tutte le problematiche legate alla salute nelle popolazioni che risiedono in queste aree ad alto rischio ambientale. Chiaramente gli interventi devono essere multidisciplinari perché attengono non soltanto alla protezione dello stato di salute delle popolazioni attraverso il potenziamento di tutti gli strumenti di sorveglianza epidemiologica che in questo momento vengono gestiti e coordinati proprio dal mio assessorato, ma occorrerà anche assumere degli interventi più mirati con riferimento anche al potenziamento della prevenzione oncologica e delle funzioni di cura e riabilitazione oncologica che comunque verranno assicurate in queste aree. Ciò che è importante è però attuare interventi soprattutto di prevenzione a monte prima ancora che le patologie insorgano. Da qui il forte raccordo con l'assessorato all'ambiente perché gli interventi non debbano essere solo orientati alla cura delle patologie quando queste insorgono, ma ancor prima alla bonifica e quindi all'assicurazione che l'ambiente abbia quelle caratteristiche tali che consenta di poter vivere in sicurezza. Ma i soldi per finanziare degli studi specifici e comunque anche per la prevenzione ci sono? Per prevenzioni mirate in questi territori? Assolutamente sì, le risorse sono previste, rientrano nell'ambito delle risorse dedicate alla prevenzione che certamente in queste aree verranno assolutamente orientate verso l'approfondimento degli studi epidemiologici e dei dati di popolazione. Presidente, attenzione in casa, non c'è salvezza. Presidente, dicono a Firenze, benvenuto a Gela. Presidente. Posso un attimo? Buongiorno. Prego, vai. Antenna Sicilia vuole questa domanda. Presidente, il PD l'accusa di aver spaccato il partito, come risponde? Prego, non mi risulta questa accusa. Prego.
non mi risulta veramente questa accusa, dico, voglio dire. Cracolici ha scritto alla commissione di garanzia chiedendo l'espulsione di Lumia perché le liste del megafono spaccherebbero il Partito Democratico. No, non è Cracolici, è Mirello Crisafulli che l'ha fatta. Rifacciamo. Presidente Crocetta, Presidente Crocetta. Un attimino, si può sbagliare il nome? Un minuto. Il dirigente del Partito Democratico l'accusano di aver spaccato il partito con il megafono. Lei come risponde a questa accusa? Beh, non mi risulta che ci sia questa accusa nei miei confronti. Il megafono è nato per desiderio di Bersani, voglio dire, alle regionali tutti i presidenti della regione hanno sempre avuto una propria lista, il proprio movimento, Rita Borsellino, Anna Finocchiaro. Solo che non hanno preso mai i deputati, allora il problema è che quando prendi i deputati va male, cioè voglio dire, se invece non vinci, se non vinci va benissimo. No, è così, il megafono è una parte, è un movimento che raccoglie persone che sono al di fuori e dentro il Partito Democratico, perché che mi riguarda io sono un dirigente del Partito Democratico, non c'entra assolutamente nulla, è un modo come ampliare le forze del centro-sinistra. Beh, c'è di progetti straordinari per Gela, mi pare che a partire da adesso ne partono tanti, perché parte la zona franco-urbana alla fine di giugno, Guida Vento, Sette Farine, una parte della via Venezia. Per 5 anni non si pagheranno le tasse e non si pagheranno i contributi dei lavoratori, per gli altri 5 anni si pagherà il 50%. Il pontile sbarcatoio, che è una semplice soluzione che già il Genio Civile ha messo in gara alcuni interventi di manutenzione, ritorna alla fruizione pubblica, ma soprattutto c'è una compagnia, Ustica Airlines, che vorrebbe intervenire a fare delle linee immediatamente di collegamento con la Tunisia, con Malta, con Lampedusa, e quindi cominciamo a lavorare seriamente anche sullo sviluppo turistico di questa città. L'altro giorno ho sentito il Ministro dell'Ambiente Orlando e finalmente abbiamo sbloccato questa vicenda dell'insabbiatura del porto, si cominciano i lavori di manutenzione lì per il dragaggio del porto. La città di Gela ci guadagna una barca di soldi da questo raddoppio delle Royals, ci perde un po' quelli che estraggono. Io ho detto una cosa molto semplice: presentateci piani di investimento e di sviluppo, di risanamento e di bonifica, come bisognerebbe fare, cosa che non ci viene sempre annunciata ma mai fatta, e noi diminuiremo le royalties. Ma non è che possiamo permettere che il petrolio della Sicilia venga estratto dalle multinazionali, poi in Sicilia si paga la benzina più alta d'Italia. Allora o cominciamo a pensare che questa è una ricchezza del popolo siciliano e quindi le compagnie che estraggono il petrolio sono obbligate anche a fare interventi di sviluppo e di lavoro per la Sicilia, oppure mi pare che è legittimo che il Parlamento siciliano abbia aumentato le royalties. Poi ne parliamo, se loro hanno difficoltà. Io ho detto, li ho incontrati, io ho detto presentatemi il piano. Una minaccia di disimpegnarsi. Veramente quelli che dicono che ti volessi minacciare, che minacciano di disimpegnarsi, hanno presentato una richiesta per fare nel largo di Gela aprire una proposta di riforma, certo, perché non è che possiamo permettere che noi spendiamo 300 milioni di euro di formazione professionale, poi non si qualifica nulla e chi ci guadagna invece sono gli enti, mentre i ragazzi non ci guadagnano niente. Anche qui c'è un allarmismo sollevato falso, che non è vero. Cioè noi abbiamo sempre detto che nessun lavoratore si tocca, fra l'altro dico, voglio dire, negli altri anni che i lavoratori dei cantieri di servizi ogni volta avevano problemi, i precari avevano problemi, i forestali avevano problemi, i comuni non venivano pagati, invece con questo governo vengono finalmente pagati, e se poi c'è qualche sindacalista, non è il caso di Gela, in qualche posto, che ha le manine negli enti e pensa di esasperare la popolazione non per difendere i lavoratori che non rischiano assolutamente nulla, ma per difendere gli enti, allora significa che c'è molta confusione. L'UDC ha chiesto il rimpasto della Giunta? Io sinceramente non me ne sono accorto, anche perché siccome l'UDC ha tre assessori, non capisco cosa vorrebbe di più. Franco Nuccio mi ha detto Presidente, scusate, se no. Ciao, Presidente. Ciao, Parli con Monterosso? Sì, gliel'ho detto. Sa
Presidente, veloce. E con la vecchia dogana come va a finire? Parla così. Dice che è della regione la vecchia dogana. E io sono disponibile a utilizzarla per attività culturali e sociali. Non ti preoccupare, vogliono mettere i medici. E parliamo adesso con lei. Mi raccomando, Presidente. Chocolates melting on a playground wall. Do you remember those escapes from the moonwash college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me. Well, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Katie, is it too late to say I'm sorry? Katie, could we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural end. Katie, I never thought I'd miss you. I thought that we'd always be friends. We said our love would last forever. So how did it come to this bitter end? Tell me. Scusate, il professore Serafino in questa trasmissione della RAI su internet non ci starebbe benissimo. Io ci ho notato questo, che è grave la tua assenza in questo. Ma perché di solito nella seconda edizione forse richiamano quelli di prima, perché erano tutti grave, nuovi. molto grave. Molto grave, sì, molto grave. Vabbè Presidente, grazie, ciao. Vado, Come vedi sono il tuo sponsor. Ciao Presidente, io voto per te. Ci faranno capire a telecamere. Perché regge sai una cosa. Vai ciao. A fare l'articolo non è che poi a dire accusiamo piglio po' culo fino a Rai 3, un'ora e mezza per parlare. Va bene, dai, facciamo l'articolo tutto. Ora verrecca giornalista, ne mettiamo d'accordo o facciamo belle settate. Allora il disegno di legge ne parliamo poi con calma, non mi fare anzi aspetta sul tavolo.